Buongiorno cari amici di Sabato Domenica Village, buongiorno Franco e buongiorno Sonia. Mi trovo in Friuli Venezia Giulia, comune di Sacile, in provincia di Pordenone, su uno dei 14 ponti dei mulini del centro della città attraverso il fiume Livenza. Sacile nel 1500 fu un importante porto fluviale della Serenissima Repubblica di Venezia. Da là giungevano spezie, stoffe, vaserie che venivano scambiate con legnami, vino e cereali, ma anche gran segreto, armi, esplosivi, fuochi d'artificio. Tra poco scopriremo insieme ciò che rimane dello splendore dell'epoca. Ascolteremo la musica di Vivaldi, vedremo gli abiti settecenteschi, sentiremo i chioccolatori, gli imitatori di uccelli ed ora tante altre cose. Rimanete. La famiglia è quella dei ragazzoni, potenti commercianti veneziani, proprietari di questo palazzo posto al centro di Sacile, che ancora oggi si specchia nelle acque del fiume Livenza, ricchi, belli, istruiti, furbi i fratelli ragazzoni. Nel Cinquecento, tra commercianti, intrighi, hanno in pugno l'Europa. Giacomo Ragazzoni, circa 400 anni fa, per trasmettere il suo prestigio, si è fatto rappresentare negli affreschi che vediamo in questa sala, nel suo palazzo, tra dogi, re e regine. Giorgio Zoccoletto, buongiorno. Buongiorno. Ma è tutto vero quello che si dice, un po' anche di vanità? C'è della vanità, però è tutto vero e l'interesse del ciclo degli affreschi sta appunto nella verità dei fatti raccontati della vita di Giacomo e del fratello Placido Ragazzoni. Giorgio, commercio di grano e uva passa. Così si è costruita la fortuna dei ragazzoni? O c'era dell'altro? Sì, c'era dell'altro e forse era la parte più redditizia per il benessere della famiglia, era il commercio delle armi. Giacomo Ragazzoni arriva a condurre le trattative per far sposare il re di Spagna Filippo con la regina d'Inghilterra Maria Tudor. Ma cosa ci guadagnava? Nel caso, per iniziare appunto la fortuna della famiglia, da Maria Tudor ottengono il diritto di usare la rosa, il sigillo, la rosa dei Tudor nelle ceralacche nel chiudere le loro balle di merci. Con la ceralacca, con impressa la rosa dei Tudor, avevano l'esenzione da qualsiasi controllo e dentro c'erano le armi. Ma lo splendore di Sacile non finisce qui. Continua per tutto il periodo della dominazione veneziana, passeggiando nel tempo, arrivando a metà del 1700, quando la musica di Vivaldi, le quattro stagioni, accompagna i signori e le dame tra le vie delle contrade di Sacile. Andiamo a vedere. Ta-ra, ta-ra. Bravissima Luisa Sello, bravissima, questa musica, i figuranti in costumi ci hanno riportato per un attimo nella Sacile del 1750. Un brano musicale è interpretato dal flauto sempre di Luisa Sello, concertista friulana di fama internazionale e docente del Conservatorio di Trieste, vero? Luisa, hai scelto la musica proprio di Antonio Vivaldi. Beh, a quel tempo Antonio Vivaldi, questo è il giardino della Serenissima Sacile, quindi adesso, pur appartenendo a Friuli, e comunque a quell'epoca era il salotto di Venezia, quindi Vivaldi, veneziano, e il suo influsso è arrivato fino qua sicuramente. Pensate che addirittura il sommo Bach da Lipsia ha dedicato un concerto italiano alla musica di Vivaldi, allo stile di Vivaldi, quindi pensate quanto era conosciuto. Quali emozioni possono comunicare, si possono comunicare con un suono del flauto? Con il suono del flauto io credo che si possa comunicare il respiro delle emozioni profonde, quelle che toccano le corde dell'anima. Ma noi adesso andiamo a sentire Mario Giuga, anima del gruppo figuranti delle Le Maschere di Mario. Eccoci qua in compagnia di Mario Giuga, un applauso a tutti i figuranti che sono bravissimi, bravissimi. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Cosa contraddistingueva le donne del 1700? Le donne avevano un vestito particolare e con, ovviamente sotto la gonna mettevano un panier, che è questo qua che voi vedete, perché tra il barocco e il rococò la differenza era proprio questo attrezzo. Poi dopo c'era anche il discorso che i vestiti che nel barocco cadevano in modo lineare con lo strascico, nel 1720 in poi, che è il periodo del rococò,
mettendo questo paniere allargavano il vestito in maniera orizzontale, dando un aspetto molto più ampio al vestito. Ma la moda maschile? Sì, era particolare anche a quei tempi, perché loro usavano delle giacche molto ampie e lunghe, quasi al ginocchio, e dei gilet fatti di taffetà, eccetera, materiali che a quei tempi si prestava molto bene, e poi ovviamente avevano anche un portamento, perché chi aveva la spada doveva far vedere la spada, ed ecco la famosa sciancatura degli abiti veneziani maschili. Un applauso a tutti i figuranti, a Mario Giuga, a Luisa Sello che ci ha fatto sentire le emozioni più grandi di Massaccile. È uno scrigno che racchiude tante cose inaspettate. Tra queste c'è una biblioteca con oltre 13.000 testi che parlano di Sacile. Un applauso a Sacile, straordinaria cittadina, vero? Cittadina spettacolare. Poi guardate, questa piazza è nuovissima di zecca, pensate. Trippa in umido, nervetti lessi, risotto con fegatini. Non c'è dubbio che questi piatti, pur trovandoci in terra friulana, risentono dell'influenza della cucina veneziana. Michela Zinni, enogastronomo, ecco un tavolo con piatti preparati con il quinto e quarto. Queste carni, definite meno nobili della vostra cucina, diventano piatti da re? Assolutamente, questo tavolo lo dimostra. Sono pietanze molto semplici che però vengono arricchite con degli aromi, con delle spezie che vengono lavorate in modo egregio dai nostri cuochi e che possono diventare piatti da re, però restano legati alle nostre tradizioni, sono proprio le basi della nostra cucina. Ma sono tutti questi piatti da ristorante o si possono gustare anche nelle osterie? No, questa è proprio la caratteristica nostra. Questi piatti fanno da contorno ai momenti conviviali nelle osterie, che si stanno andando un po' perdendo, però c'è sempre la volontà anche dei nostri ristoratori di cercare sempre di tenere le tradizioni. Scusami, tu hai parlato di trippe. Sì. Di trippe come? Siamo in Friuli, queste sono in umido. In umido, in nervetti? Paolo, in nervetti con la cipolla. Questo è un risotto con i fegatini. Ma io vedo tantissime cose addirittura. Questa è l'abilità di Paolo che adesso ci spiega con cosa le ha fatte. Perché c'è l'utilizzo delle erbe che poi vedremo sia qui nel pane che vediamo anche di qua nelle frittate. Siamo qui in compagnia dello chef Paolo Della Torre. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Quanti anni hai? 27. Senti, ma quali ingredienti per fare un risotto con i fegatini? Per fare il risottino con i fegatini abbiamo usato il sedano, la carota, la cipolla, dei pomodori belli freschi, li sbollentiamo prima, poi li mettiamo all'interno di questo soffritto e gli facciamo fare un quarto d'ora di cottura e insaporire bene. E le trippe? Le trippe sono state fatte bollire per 2 orette e quando sono morbide tagliate a listarelle e a julienne. Poi fatto sempre un bel soffritto con del pomodoro e cotte per mezz'oretta circa. Aggiustate di sale e pepe e sono perfette e pronte da mangiare. Eccole qua. Scusa, ma addirittura avete fatto anche l'insalatina di nervetti? Insalatina di nervetti col ginocchio e col piedino, fatto bollire per 2 ore e mezza, 3, levato bene il tutto e poi messo su una bacinella con della cipolla, del prezzemolo ben condito. Paolo, e non dobbiamo dimenticare... Dimmi, non dobbiamo dimenticare? La spezia fondamentale. Cos'è? Il pepe. E il pepe, scusa. Una bella manciata di pepe per concludere il nostro piatto. Qui abbiamo addirittura la frittata con i bruscandoli. Qui abbiamo la frittata con i bruscandoli. Ecco, come vengono fatti? La differenza tra gli asparagi e i bruscandoli? Perché voi date asparagi bianchi e asparagi verdi. L'asparago è una pianta che nasce sempre da asparago, mentre il bruscandolo è il gemite del lupolo, che è una pianta che raggiunge 5-6 metri, ma noi utilizziamo solo i primi 25-30 centimetri. Vengono fatte per fare la frittata delle uova vengono sbattute con del parmigiano, un po' di panna, viene messo all'interno il nostro bruscandolo. Qui noi abbiamo le grave, abbiamo 2 bottiglie delle grave, un ottimo prodotto per abbinare questi piatti. Abbiamo un rosso che possiamo abbinarlo alle nostre frittate o alle nostre nervetti, tripe, quelle cose là, e poi abbiamo un friulano che è ottimo da servire con il nostro pesce. Ed ora un brindisi accompagnato dal coro Primovere. E allora, cari amici di Sabato Domenica Village, dopo aver parlato del fiume Livenza, dopo aver ascoltato Vivaldi, dopo aver scoperto commerci segreti con nobili ragazzoni, dopo aver conosciuto chioccolatori, gli uomini che parlano con gli uccelli, non mi resta altro che invitarvi a venire qui a Sacile, un giardino della Serenissima. Vi aspettano qui a Piazza del Popolo. Un abbraccio a voi tutti da Sacile a Piazza del Popolo. Nuova di Zecca!